Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale, vediamo la lotta per il comando che vede tre protagonisti, Zio Dipa, Varadero e all'esterno Zapiro Lassola, rompe Zio Dipa, Varadero in vantaggio, Numero rompe 1 anche Zio Zaidan Dipa Best squalificato. e così conquista il comando Varadero. Numero 2 Che Zaidan guida dopo Best 200 metri di gara, squalificato. gruppo già molto compatto, nonostante i 20 metri di ritardo dei penalizzati, ma il gruppetto era davvero esile, appena 8 cavalli, quindi in terza posizione si è sistemata Zina Jet, mentre all'esterno Vincent Trio anticipa Zico, o perlomeno cerca di farlo, poi lo lascia sfilare per prenderne probabilmente la schiena. Intanto 48,1 Varadero in vantaggio, Zico che si impegna all'esterno, Vincent Trio che probabilmente ne prenderà la schiena. In seconda posizione rimane Zapiro Lassol davanti a Zina Jet. Siamo ora al completamento dei primi 800 in 1, 3 e 6 con situazione tattica invariata. Zico avanza molto gradualmente, Vincent Trio lo segue e anche Zoello è al largo, mentre il chilometro viene completato nell'ordine dell'1:20. In vantaggio sempre Varadero, Zico si avvicina a piccoli passi, ora è al sediolo del leader, quando mancano 800 metri alla conclusione, Vincent Trio lo segue, lungo la corda rimane Zapiro Lassol, mentre Zina Jet rimane in terza posizione davanti a Zoello. Ci avviciniamo ai 600 conclusivi con situazione tattica invariata, ora Zico attacca con estrema decisione, si trascina Vincent Trio. A contatto rimane il numero 5 Zapiro Lassoli in terza posizione, mentre anche Zoello sposta dalla coda. Siamo ora a poco più di 400 dalla conclusione, con Zico che persevera su Varadero che cerca ancora la difesa interna. Varadero e Zico alle prese con Vincent Trio in schiena. Si difende Varadero ma va in confusione d'andatura e Zico passa in vantaggio. Zico in vantaggio su Vincent Numero Trio. 3 Varadero Completamento della squalificato. piegata, ingresso in dirittura d'arrivo con in vantaggio Zico. Vincent Trio in seconda posizione, ma Zico a buon margine nel finale, controlla tutti i tentativi di Vincent Trio, mentre al terzo finisce Zoello che completa così il tris dei penalizzati. 1:16,8 da tarare ovviamente perché preso dalla testa mentre Zico rendeva 20 metri. I tre penalizzati hanno mostrato decisamente di andare più forte, Zico vince nettamente, Vincent Trio lo segue sul traguardo, terzo posto per Zoello, 8-7-6, l'ordine d'arrivo della quarta corsa di Cesena e quindi raddoppio di Roberto Vecchione in Salchi e a Zico, ancora per conto di Holger Ehlert.